A me dispiace, personalmente, ecco, dispiace molto che ci sia questo atteggiamento, diciamo, di chiusura. È dispiaciuto il cardinale Parolin, segretario di Stato del Vaticano, per l'atteggiamento di chiusura e rifiuto di molti sindaci veneti di fronte all'emergenza accoglienza per i profughi. Vicentino di nascita e formazione, il cardinale Parolin è nel servizio diplomatico della Santa Sede dal 1986, oggi riveste una delle massime cariche del Vaticano. Ma, dice, sono legato da grande amore alla mia terra e mi dispiace vedervi questa ostilità. Può arrivare fino ad essere un atteggiamento di disprezzo e di intolleranza nei confronti degli altri. Col suo cuore veneto in mano dice: la mia risposta è in quello che sto facendo. Continuare a insistere sui temi dell'accoglienza, continuare a insistere sui temi del dialogo, continuare a insistere sui temi del rispetto. Il Vaticano sottolinea l'urgenza di dare una risposta alla miriade di disperati che si ammassa verso le nostre coste, una risposta umanitaria, dice il cardinale. A me sembra che non ci sia alternativa. E che chi diciamo, sceglie altre strade forse pensa di risolvere i problemi immediatamente, ma apre problemi ancora più grandi, difficoltà ancora più grandi. E pur comprendendo sinceramente le difficoltà interiori che stanno vivendo gli italiani, l'appello è uno solo: non fatevi sopraffare dall'egoismo. Nel perdurante clima di incertezza sociale, politica ed economica, il popolo italiano non ceda al disimpegno e alla tentazione dello scontro, ma riscopra quei valori di attenzione reciproca e solidarietà che sono alla base della sua cultura e della convivenza civile,